Sono quasi 9 anni che questo contratto nazionale non viene rinnovato, la vostra paga oraria, come abbiamo detto prima, è ferma da 9 anni, il costo della vita è ovviamente invece al contrario aumentato. Presidio di sindacati e dipendenti del settore multiservizi, pulizie e ristorazione davanti alla sede mestrina di Confindustria in via Torino per chiedere il rinnovo del contratto scaduto da quasi 9 anni. Pensate che la paga oraria di questi lavoratori senza l'integrativo è 7,20 € l'ora, lordi, che vuol dire che prendono 4,90 € netti all'ora. Maggior parte di loro sono part-time, 15-20 ore settimanali, maggior parte donne, percepiscono circa 450 € al mese e sono gran parte di loro anche con monoreddito e un full time prende circa 1.000 € al mese. Dipendenti che nell'ultimo anno si sono ritrovati a lavorare con il Covid, sanificando ospedali, aziende, scuole. Queste persone non meritano una cosa del genere, sono le persone che hanno pulito tutti gli ospedali, che hanno pulito gli uffici pubblici, che sono nelle prefetture, che sono nelle scuole, è una vergogna. Soprattutto le lavoratrici in questo periodo di Covid nel settore sanitario ospedaliero sono state messe sotto pressione perché dovevano garantire delle lavorazioni ulteriori per sanificare. Abbiamo lavorato con spirito di abnegazione, siamo sempre state presenti e come dico io non invisibili ma indispensabili. Sinceramente mi sento un po' umiliata ad essere davanti alle telecamere ancora una volta per chiedere quello che è un diritto assolutamente costituzionale di un paese civile, di un rinnovo di contratto di persone che hanno diritto di una dignità e di essere riconosciute come tale. Anche il nostro lavoro è un lavoro dignitoso e che deve essere alla stregua di tutti gli altri lavori riconosciuti in questo paese. Il nostro messaggio è indirizzato alle associazioni imprenditoriali che non vogliono rinnovare questo contratto nazionale. Per rinnovarlo ci chiedono di accettare l'eliminazione di certi diritti base, come anche la retribuzione dei primi 3 giorni di malattia. In questo caso Confindustria rappresenta una buona parte di società, quali possono essere Dussmann, Recip, Sodexo e altre aziende importanti.